Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Lo scandalo della sanità, dopo l'inchiesta degli ultimi giorni, opposizione in piazza a Palermo, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in prima fila nel corteo. Le cure, dice, devono essere per tutti. La risposta di Forza Italia, da lui solo annunci. Monta la preoccupazione dei genitori dei piccoli pazienti del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. L'ultima proroga scade il 31 luglio. Sit-in davanti all'ospedale dei parenti che fanno sentire la loro voce. Era stato la scena di una rissa a colpi di sedie e tavolini. Un ristorante di Catania è chiuso dal questore per 15 giorni per esigenze di sicurezza pubblica. Una spiaggia siciliana fra le 40 più belle d'Europa è quella di Cala Moschia nel Siracusano. Anche il quotidiano britannico The Telegraph ne esalta la sabbia dorata e il mare cristallino. Domenica all'insegna dell'attività fisica. Nel weekend in cui si celebra lo sport, il Lungomare Fest di Catania è stato dedicato a chi ha voluto cimentarsi provando varie discipline. Cinema, Monica Bellucci è stata la grande star dell'ultima serata della 71esima edizione del Taormina Film Festival. Massimo Boldi ha ricevuto il premio Troisi al Mare Festival di Salina. Calcio in Serie B, il Palermo attende di ufficializzare Inzaghi e esonera Alessio Dionisi che aveva guidato la squadra nell'ultima stagione. In casa a Catania, con Rospi e Ligre in città, si deve disegnare il futuro societario e sportivo. Di nuovo bentrovati contro gli scandali nella sanità in Sicilia. Dunque, oggi a Palermo, opposizione in piazza. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in prima fila nel corteo che ha attraversato le vie del centro del capoluogo per ribadire che la sanità deve essere per tutti. Marco Gulla. Basta scandali sulla sanità. Il Movimento 5 Stelle, assieme ad alcune frange dell'opposizione politica, ha sfilato oggi pomeriggio per le vie di Palermo per ribadire che la sanità deve essere per tutti. La manifestazione arriva dopo lo scandalo delle liste d'attesa infinite nell'isola e a 2 giorni dagli arresti per le mazzette legate ai bandi sanitari. Centinaia i partecipanti, pullman arrivati da ogni parte della Sicilia. In prima fila nel corteo a Palermo c'è il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. E allora sono stufi di stare e rimanere in lista di attesa mentre i comitati di affari sono in prima linea a scolparsi la sanità pubblica. Dobbiamo dire basta ai definanziamenti, ai tagli di Giorgia Meloni, basta un governo inefficiente che addirittura qui toglie solo alla Sicilia 140 milioni del PNRR destinati alla sanità. La sanità qui in Sicilia in particolare, ha aggiunto Conte, vede persone che non riescono a curarsi, c'è chi è costretto ad andare fuori dall'isola. Il corteo ha sfilato per le vie del centro di Palermo, arrivando fino a Piazza Bologni a supportare la manifestazione anche il PD. Nella terra in cui gli scandali che riguardano la cura dei malati sono ogni giorno sotto gli occhi di tutti, così come è accaduto per il ritardo degli esami istologici, per lo scandalo della gamba messa in sicurezza col cartone a patti, da questa terra parte oggi il riscatto. Vogliamo un modello di sanità basato sulla meritocrazia e che arrivi ad ogni individuo. Il governo Meloni, dietro slogan e fake news, taglia risorse alla sanità pubblica, aumenta le opportunità per la sanità privata, mortifica professionalità di operatori e diritti, specie delle fasce più deboli, ha invece detto Leoluca Orlando, europarlamentare, anche lui presente alla manifestazione. Ed è tempestiva la reazione di Forza Italia Sicilia alle parole del leader dei 5 Stelle Conte. Da lui solo annunci, evidenzia il coordinamento regionale degli Azzurri. Sul versante opposto, aggiunge, il governo Schifani ha rimesso in moto 1,5 miliardi di euro bloccati da anni. Gli obiettivi dunque sono chiari e risultati concreti. Negli ultimi 2 anni la Sicilia ha chiuso in pareggio nel 2024 e tra le poche regioni in attivo al pari dell'Emilia-Romagna. Restiamo in tema di sanità. Nessuna certezza per il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Con l'ultima proroga che scade il 31 di luglio, monta la preoccupazione dei genitori dei piccoli pazienti che protestano e fanno sentire la loro voce. Francesco Triolo. Oggi 15 giugno 2025 noi mamme del comitato genitori siamo qui perché siamo stanche di essere prese in giro e siamo stanche di sentirci prese in giro noi e i nostri figli.
Un silenzio che sta spezzando il cuore dei piccoli pazienti, dei familiari, degli operatori sanitari del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Lo striscione appeso fuori dall'ospedale San Vincenzo emblematica racconta lo stato di incertezza che ancora si registra a pochi giorni dal termine dell'ultima proroga che scadrà il prossimo 31 luglio. Una protesta, quella del comitato genitori dei piccoli pazienti, che sta montando sempre di più. Adesso alcuni genitori hanno deciso letteralmente di piantare le tende e presidiare l'ingresso dell'ospedale finché non avranno delle risposte chiare. L'unica certezza che abbiamo è che il 31 luglio chiuderà questo reparto e dopo cosa faremo? Noi non ci stiamo, noi non vogliamo finte promesse, infatti basta con le finte promesse, con le passerelle, basta con le prese in giro. Noi non ci muoveremo da qui finché praticamente non avremo delle certezze e non più promesse e parole. Resteremo qui giorno e notte. Una protesta che i genitori hanno portato anche a Palermo durante la manifestazione sulla sanità. Qui ad oggi, io sono di Palermo, ma qui ad oggi non c'è nessuno che garantisca 24 ore su 24 l'emergenza in caso di attacco di cuore, per quanto riguarda la questione pediatrica chiaramente. La cronaca adesso, un uomo denunciato per la sparatoria di ieri ad Altavilla Milicia nel Palermitano. Nella notte identificata la persona che ha sparato, il ferito non è in pericolo di vita. Manlio Viola. È stato identificato e denunciato per tentato omicidio l'uomo che nel tardo pomeriggio di ieri, al culmine di una lite, ha estratto una pistola e sparato a Rosario Urso, 43 anni. Urso, soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale di Termini Imerese, ha riportato ferite serie ai piedi e alle gambe, ma non è in pericolo di vita. Il tutto è avvenuto in contrada Sperone del paese Marinaro della provincia di Palermo, Altavilla Milicia appunto, coinvolti 2 fratelli, entrambi identificati. Il denunciato per tentato omicidio è proprio uno dei 2. Da comprendere se Urso, il ferito, fosse il terzo contendente della rissa o una vittima accidentale del ferimento. Sono in corso indagini per risalire ai motivi della lite e alle fasi che hanno portato al ferimento di Urso. Oltre ai 2 fratelli, identificati e ascoltati a lungo nella notte, sono stati sentiti anche alcuni testimoni, per lo più passanti, ma le loro dichiarazioni fino ad ora non sono state utili alle indagini. Un ristorante di Catania è stato costretto a chiudere per 15 giorni per esigenze di sicurezza pubblica. Era stato teatro di una rissa a colpi di sedie e tavolini. Orazio Longo. Quella rissa a colpi di sedie e sgabelli costa cara al ristorante di via Garibaldi a Catania, che è stato teatro dei fatti e che si vede ora sospendere l'attività per 15 giorni per esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Il provvedimento è stato emesso dal questore secondo quanto previsto dall'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il fatto era avvenuto alcune settimane fa, quando fuori dal locale si era verificata una violenta zuffa scaturita per futili motivi, nel corso della quale sedie, sgabelli e tavoli sono stati usati come armi improprie. Queste le immagini che hanno fatto il giro del web e dove si vede la via piena di gente impaurita. I partecipanti alla rissa con la loro condotta hanno messo a rischio l'incolumità dei clienti all'interno e all'esterno del locale, nonché tutte quelle altre persone che in quel momento si trovavano a passare, ed erano in tante. Gli investigatori della squadra mobile hanno visionato le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza e hanno ricostruito l'intera vicenda. L'articolo 100 consente al questore la momentanea chiusura di un esercizio pubblico quando l'esercizio è teatro di tumulti o gravi disordini e costituisce un pericolo per l'ordine pubblico. Gli spostamenti durante il weekend siciliano adesso sull'autostrada A19 Palermo-Catania si sono registrati sia in mattinata che nel pomeriggio code e rallentamenti anche di 4 km nel tratto compreso fra Bagheria e Casteldaccia. In mattinata i maggiori problemi sulla carreggiata in direzione Catania. In tanti, complici gli spostamenti nelle località di mare, si sono messi in viaggio. In queste immagini girate oggi vediamo le lunghe code di traffico che si sono generate al rientro in direzione Palermo. Rispetto allo scorso weekend, fa sapere ANAS, si sono accorciati i tempi di percorrenza nei punti critici. Parliamo adesso di una fra le 40 spiagge più belle d'Europa. Cala Mosche, che si trova nella riserva di Vendicari, nel Siracusano, raccoglie consensi anche internazionali. Nell'articolo del quotidiano britannico The Telegraph si fa riferimento alla sabbia dorata e al mare cristallino. Francesco Aloi.
tra le 40 spiagge più belle d'Europa, secondo The Telegraph, 5 sono in Italia, una in Sicilia e Calamosche tra Noto e Pachino nel Siracusano. Per arrivare al mare dobbiamo fare un po' di strada a piedi, ma ne vale la pena. Siamo nella riserva di Vendicari. Per noi può essere solo un vanto, perché avere riconosciuto l'importanza di questi luoghi a livello europeo senz'altro fa piacere. La sabbia dorata e l'acqua cristallina hanno affascinato anche il quotidiano britannico. Meraviglie che però vanno tutelate. Qui, come in ogni altra spiaggia della riserva, ci sono delle regole, restrizioni da rispettare. Non si può giocare a pallone, non si possono portare radio, perché tutte queste attività umane contrastano con quello che è la conservazione di questi luoghi. Anche l'accesso è limitato. Chi viene qui non troverà mai una distesa di ombrelloni. E proprio nella spiaggia di Calamosche, che è la più piccola della riserva, è stato stabilito un numero massimo di 550 presenze. E questo per evitare che il carico umano sia eccessivo per questi luoghi. E poi c'è una tranquillità ormai quasi introvabile. Si sentono solo il mare e gli uccelli. Un paradiso terrestre da salvaguardare. Nel weekend si è celebrata la giornata dello sport. A Catania, al Lungomare Fest, la gente si è cimentata provando varie discipline. Il servizio di Adelaide Barbagallo. Sotto il sole cocente si balla, ci si cimenta in diverse discipline sportive. La giornata nazionale dello sport a Catania caratterizza la domenica del Lungomare Fest. Tante discipline che esaltano sia quelle agonistiche, che durante la stagione portano tanti risultati nella nostra città, ma naturalmente anche quelle amatoriali che ben si sposano naturalmente con il nostro straordinario e meraviglioso lungomare. Lo sport veicola valori. Valore della prevenzione, della salute, della sanità. Ricordiamoci che la prima visita obbligatoria per lo sport, per fare attività sportive, di socializzazione, di spogliatoio, di maglietta. Un'occasione per avvicinare allo sport tanti ragazzini che per alcune ore riescono a lasciare spenti i loro smartphone per cimentarsi in discipline a loro poco note. E c'è chi passeggia con l'iniziativa Camminandos, lanciata all'associazione Andos per sensibilizzare alla prevenzione del tumore al seno. Il miglioramento del servizio idrico in Sicilia grazie ai 230 milioni che arrivano dall'Europa. Entrando nel dettaglio, potranno essere usati per acquedotti, ma anche per potabilizzatori e impianti di collegamento fra le dighe. Maglio Viola. Opere infrastrutturali per collegare fra loro le dighe del centro Sicilia, fra Enna e Caltanissetta, potabilizzatori per l'uso di acqua di nuovi pozzi nel Trapanese e nell'Agrigentino, impianti galleggianti di prelievo acqua dalle dighe della Sicilia orientale per evitare il pescaggio dei fanghi dal fondo. Sono soltanto alcune delle opere che potranno essere realizzate con i 230 milioni di euro destinati alla gestione del servizio idrico integrato in Sicilia e che la Commissione europea ha sbloccato dandone notizia alla Regione. Si tratta di circa 150 milioni di euro di opere già messe a bando per potabilizzatori, dissalatori e interventi sulla rete idrica che potranno adesso essere finanziate con risorse comunitarie, liberando altre risorse regionali o statali o fondi di coesione, mentre progetti e opere per altri 80 milioni potranno essere programmati dagli ATO idrici in base alle urgenze e alle scelte che verranno operate. I fondi adesso sbloccati sono sempre stati a disposizione della Sicilia nel programma 2021-2027, ma non erano spendibili. La condizione della sottomisura era l'adozione del piano idrico d'ambito in tutti gli ATO siciliani. A sbloccare le risorse è stata proprio la comunicazione del completamento dei piani d'ambito. Tutte le strutture idriche siciliane adesso hanno un piano chiaro e definito. Si tratterà nei prossimi mesi di applicarlo e spendere presto e bene entro il 2027. La pagina del cinema, adesso l'ultima serata del Taormina Film Festival con una star d'eccezione come Monica Bellucci. La kermesse si è chiusa ieri sera al Teatro Antico Orazio Longo. Il bagno di folla tra le vie di Taormina, scandito da flash, autografi, sorrisi, strette di mani, la standing ovation al Teatro Antico. Monica Bellucci incanta la Sicilia nella serata finale della 71esima edizione del Film Festival. Accompagnata dal regista Tim Burton, suo compagno di vita, l'attrice ricorda la sua esperienza isolana con Tornatore, quando la volle protagonista del film, Malena. Malena è una donna che vive in un mondo di uomini e deve lottare per sopravvivere. È stato un film per me molto importante,
importante, è un'esperienza artistica e umana incredibile, e è un film che mi ha aperto tante porte internazionali e che mi ha permesso di passare un periodo incredibile in una terra magnifica che è la Sicilia. Monica Bellucci tornerà a girare in Sicilia già a luglio, quando sarà diretta da Giovanni Tortorici in Chettis, prodotto da Luca Guadagnino. Ma attenzione a definirla diva, un termine, dice, che non le appartiene. Non mi sento per niente questo, mi sento solo un'attrice che ama il suo lavoro e segue un percorso, ma penso che in Italia abbiamo tantissime attrici meravigliose con tanto talento. A vincere il premio come miglior film del festival è stato For Your Sake di Axel Monsou, migliore attrice Ebad Hassan per Brides, Giovani spose, miglior attore Geoffrey Rush per The Rule of Jenny Penn, miglior regia ad Alex Garland e Ray Mendoza per il film Warfare, Tempo di guerra. Andiamo a Salina, nelle Eolie, dove ogni anno al Mare Festival si celebra Massimo Troisi, genio del cinema e della risata all'italiana. Massimo Boldi, Ezio Greggio e Barbara Foria hanno raccontato l'arte di far ridere, come ci racconta invece la nostra Eva Spampinato. L'isola del Postino, la Salina di Troisi, ha fatto risplendere il cinema italiano che come ogni anno da 14 anni si incontra qui per celebrare il genio dell'attore comico napoletano che rivoluzionò la commedia italiana. La sua era una ironia sottile e lenta, minimalista, all'opposto della battuta travolgente e esplosiva che ha caratterizzato la carriera di Massimo Boldi. Lo abbiamo incontrato prima di ricevere il premio. La mia comicità è più bambinesca, fanciullesca. La sua è un momentino un po' più arguta, ecco. Siamo due, possiamo dire, modelli unici. In 60 anni di carriera, Boldi ci ha fatto ridere in tutte le salse, al mare, sulla neve, a Natale, pure in crociera. Speriamo di farne almeno ancora uno, vacanze di Natale a Salina. O Natale a Salina. I don't speak English. Si sente. Ma l'appellativo Cipollino te lo porti ancora dietro? Sì, Cipollino, ma Cipollino guarda che non c'è un concorrente di Cipollino. Quello fai, ciao Cipollino. Tra gli altri protagonisti del premio Troisi di quest'anno, Ezio Greggio, premiato per lo spettacolo teatrale Una vita sullo schermo, Alessandro Preziosi, Giuseppe Zeno, Marina Suma e la vulcanica Barbara Foria. C'è sempre un vulcano, io mi porto un po' di Vesuvio, poi arriviamo qui. Io sono un vulcano e quindi questo posto è magico e ribolle proprio. Quindi Ida, tu immagina di essere qui a Salina, immagina che io ricevo un premio, immagina che io sono Barbara Foria, tu immagina invece tutto questo è realtà. Adesso ci fermiamo, fra poco ritorniamo con la pagina sportiva. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale con lo sport, il calcio in casa Palermo. Quella che comincia oggi sarà la settimana di Pippo Inzaghi. Prima serviva a chiudere con Dionisi, il tecnico dell'ultima stagione è stato esonerato. Marco Gulla. Un ritardo legato solo alla rescissione contrattuale di Alessio Dionisi, che però non è arrivata come sperava il Palermo, che dopo varie trattative ha dovuto quindi virare sull'esonero dell'allenatore. Alessio Dionisi è infatti stato sollevato dall'incarico e adesso il Palermo sarà libero di ufficializzare Pippo Inzaghi, che sta già comunque lavorando alla costruzione della squadra. La settimana che inizierà domani sarà comunque quella della fumata bianca. Inzaghi firmerà un biennale con opzione per il terzo. Si attendeva solamente appunto l'addio con Dionisi, che è arrivato oggi. E parallelamente inizierà anche il calciomercato dei siciliani, una zona nevralgica in cui sarà necessario intervenire il centrocampo. In qualità di regista, in pole c'è sempre Salvatore Esposito dello Spezia, anche se non è un affare semplice. Si studiano le alternative, sono due giovani, Amatucci, classe 2004 di proprietà della Fiorentina, e Pitia 2003 del Bologna, l'ultima stagione in prestito al Sud Tirol. Con lo Spezia autostrada di mercato anche per Elie Reca, piace anche il difensore Marc Andalli, si tratta di un difensore classe 2002, pertanto under, che ha disputato la seconda parte di stagione da gennaio in poi a Venezia, collezionando 8 presenze. Prima di approdare sulla Laguna, Marcandalli giocava nel Genoa, che detiene il cartellino, dove però ha disputato solo 2 presenze. E poi l'attacco, Borelli torna in auge, ma si attende però di capire quale sarà la situazione del Brescia, virtualmente fallito.
In casa Catania invece sono giorni decisivi per la programmazione futura. Pellegrini in città e vanno definiti gli interventi su tematiche importanti, dal centro sportivo alla direzione del ramo sportivo fino al budget per la costruzione della squadra. Francesco Triolo. Con la presenza del presidente Rosario Pellegrini in città, la programmazione per la prossima stagione del Catania nel momento clou viaggia su due binari. Il primo è quello legato a Torre del Grifo. A giorni verrà stabilita la data dell'asta al rialzo alla quale potranno partecipare anche altri soggetti, ma se così non dovesse essere, il Catania avrebbe l'impianto per sistemarlo secondo le proprie esigenze. Difficilmente in tempo per il rientro dal ritiro di Norcia, ma comunque si avvierebbero i lavori almeno per i 2 campi in erba sintetica, così da consentire alla squadra di potersi allenare. Il secondo binario è quello dell'organizzazione societaria e le prime ufficializzazioni dovrebbero arrivare da martedì, anche se i ruoli chiave ormai sembrerebbero essere stati definiti, con Alessandro Zarbano, direttore generale, e Ivano Pastore che dovrebbe prendere il posto di Daniele Faggiano, così da essere lui a gestire il mercato, per il quale occorrerà stabilire anche il budget, che dovrebbe andare oltre i 4 milioni di euro impegnati per Torre del Grifo. Sul fronte dei nomi ancora non c'è una chiara indicazione su quelli che saranno i confermati e chi invece sarà messo in lista d'uscita. C'è da capire quale sarà anche il destino dei giocatori che si trovavano in prestito come Ciancio e Cicerelli, ma anche Castellini, che potrebbe essere ripreso dal Pisa. Il problema più complicato sarà quello di piazzare i giocatori più pesanti che non rientrano nei piani del Catania. Teio di rientro da Salerno, Luperini, e viene considerato anche il contratto del tecnico Lucarelli e del suo staff, ancora libro paga del Catania. Si parte, insomma, da queste priorità. Altra piccola pausa per noi. È davvero tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e una buona serata.